Il Sarvanot, spazientito, disse: su Esteve, andiamo, ho ancora tanto da farti vedere, non c'è più molto tempo. Esteve salutò e seguì il compagno di avventura. Uscirono dalla grotta. Il paesaggio era terrificante. La nebbia nera era arrivata, appiattendo tutto con il suo tetro colore. D'improvviso, un gemito spezzò il buio silenzioso che li avvolgeva. C'è qualcuno che piange, disse il Sarvanot. Sì, ma dove? Non riesco a vedere nulla, rispose Esteve. Il Sarvanot si mosse incerto. Ai piedi di un castagno vi era una bambina, una graziosa bambina